Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi realizziamo un piatto per le feste che vanno da Natale fino all'Epifania. Lo possiamo fare per questo periodo natalizio oppure in altre occasioni. Vi lascio la ricetta. Per le nostre tegoline di piadina ci serviranno 175 g di farina 2 zero, cucchiai e mezzo di olio extravergine, 3 pizzichi di sale, un cucchiaino e mezzo di lievito in polvere oppure di bicarbonato, cucchiaino raso, 70 g di latte e 55 g di acqua. Per la farcitura ci serviranno 250 g di stracchino, 250 g di prosciutto crudo, 400 g di scarola ripassata alla napoletana. Vi lascio la scheda per poi vedere come farla. Chiaramente potete variare, se volete potete usare dello squacquarone, potete usare del formaggio spalmabile, quello che volete, e le quantità chiaramente sono indicative perché potete farle più piene, meno piene. Ci serviranno anche un coppapasta di 8 cm di diametro e un mattarello da 2,5 cm di circonferenza per creare le tegoline. Ho messo la farina in una ciotola, adesso unisco anche il cucchiaino scarso e mezzo di lievito. Mi raccomando, è un lievito quello per dolci ma senza chiaramente la vaniglia, quindi è un baking alla fine, è un lievito chimico. Allo stesso modo va benissimo il bicarbonato. Adesso uniamo la nostra quantità di latte, giriamo un po' alla volta, ecco qui. Adesso mettiamo l'acqua in cui mettiamo i nostri 3 pizzichi di sale. Ce lo sciogliamo un poco e aggiungiamo anche la nostra acqua. Cominciamo a mischiare sempre con le mani. Deve venire un impasto morbido ma non molle, quindi se serve possiamo aggiungere un altro poco della nostra farina. Prima però mettiamo l'olio. Abbiamo detto 2 cucchiai e mezzo di olio. Ecco qui. Adesso amalgamiamo il tutto. Ecco qui, ci siamo quasi. Adesso ce la lavoriamo un altro poco nella ciotola. E adesso possiamo passare a lavorare un poco sul nostro piano di lavoro. Lavoriamola bene e poi faremo un riposo di circa 30 minuti coperta. Quando sentite che non appiccica più, allora vuol dire che il nostro impasto è pronto. Ed è pronta, eccola qua. Adesso ce la pirliamo e io uso stesso la ciotola che ho preparato. Ecco qui, un'altra pirlatura e adesso ce la possiamo mettere a riposare. Un po' di farina di sotto e adesso riposo di 30 minuti.
Sono passati 30 minuti, io riprendo il mio impasto, metto un po' di farina sulla spianatoia e incomincio semplicemente a lavorarmelo. E adesso cominciamo a tagliare in due e poi stendiamo. Dovremmo fare uno spessore, questo mettiamolo sempre sotto la nostra ciotola, se no si secca. Io uso questo mattarello che già ha lo spessore, quindi è più comodo da poter stendere. Comunque spessore 1,5 mm, massimo 2. Ci siamo quasi. A un certo punto il mattarello non schiaccerà più e quindi vorrà dire che siamo arrivati. Adesso ce li coppiamo. Nel frattempo io già ho messo una padella antiaderente. Se non avete il testo, cioè la piastra di terracotta che si usa per fare le piadine, va benissimo anche una padella antiaderente. La facciamo diventare bella calda e poi ci prepariamo le nostre piadine che diventeranno delle tegoline. Ora che è bella calda, io incomincio a mettere le mie piadine. La fiamma, mi raccomando, non troppo alta, altrimenti rimarranno crudi all'interno. Quindi diciamo una fiamma fra il medio e il basso. Io le buco un poco in modo che non crescono troppo. Se no tendono a fare una sorta di cupoletta, quindi fate in modo di non fargliela creare. Vedete, già si stanno colorando. Ecco qui, vedete, queste sono cotte. Io adesso me la metto sul mio mattarello e me la piego. Fatela stare un poco in modo che prende la forma. Eccola qui, vedete? Ecco qua, già ne ho fatta un'altra. Vedete, è bella cotta. Io adesso me la metto sul mattarello e la piego. Non vi preoccupate se sentite un po' di resistenza, ma è normale, perciò devono essere sottili, se no tendono poi a spezzarsi. Tenetela un poco così con la mano bella piegata ed eccola qui la nostra tegolina di piadina. Io per adesso ne farò solo 4, poi il resto le faremo insieme. Io prendo un po' di stracchino, glielo metto all'interno in questo modo, poi mettiamo il nostro prosciutto. Io in questa grandezza ne metto mezza fettina, facciamo in questo modo una sorta di rosetta, così. E per quanto riguarda queste qui, possiamo anche guarnirle con un po' di, per esempio, cachi. Ci stanno benissimo. Fichi, se siamo nel periodo estivo. Veramente ci possiamo sbizzarrire.
qui, messo molto, molto semplice, niente di particolare. Invece queste altre due ce le facciamo con la nostra scalola ripassata alla napoletana. E in questo caso, visto che ci sono olive e capperi, possiamo guarnire con olive e capperi e anche, se vi piace, 2 pinoli, li tostate un poco e poi ce li mettete. Ecco qui, queste sono le nostre tegoline di piadina pronte. Adesso ce le impiattiamo. Ecco le nostre tegoline di piadina pronte. Io le ho guarnite, vedete, con un pezzetto di caco, quelle lì con il prosciutto e lo stracchino, e invece quelle con la scarola con dei pinoli leggermente tostati. La ricetta è terminata, io vi ringrazio, replicatela, fatemi sapere come è venuta e se vi è piaciuta. Se volete potete lasciare un mi piace e se non vi siete ancora iscritti al mio canale, se volete fatelo.